incapace, che davanti a una villa la vuole riqualificare, basta che non faccia niente. Meglio un rudere in rovina che il suo intervento, però quello riqualifica. Allora abbiamo usato alcune parole per cercare di dare dignità a quello che invece ci viene dalla storia, ci viene dalla tradizione, ci viene dai contadini, ci viene da un mondo meraviglioso che ha portato il Prosecco a essere tale anche prima che l'UNESCO se ne occupasse. Quindi da questo punto di vista io indico delle contraddizioni perché esse sono fertili, tant'è vero che continuamente ricevo richieste perché quel bene o quell'altro entri nel patrimonio dell'UNESCO, e quello che posso fare faccio nei limiti dei diversi poteri che ho rappresentato nel corso degli anni. Ultimamente il mio potere più forte, non so se voi lo siete, è quello di far entrare un paese tra i borghi più belli d'Italia. Probabilmente occorre una attesa di circa 3 o 4 anni. A Sutri ho soppresso 2 mesi, ho chiamato il presidente e dico dove siamo? E lì ci sono io, siamo entrati tra i borghi più belli d'Italia, quindi anche lì è una cosa che si capisce bene che Sutri sarebbe bella anche senza quello, ma quello determina un effetto fondamentale per il nostro tempo, che è quello della comunicazione. Comunichiamo al mondo che noi siamo al centro del mondo e lo comunichiamo a Baku per Conegliano. Questo è stato evidentemente un momento importante, e il secondo, forse ce ne saranno anche altri, che segue le Langhe e il Rovelo. Quindi la lezione di Petrini ha portato insieme i valori culturali che l'UNESCO rappresenta, da quando vincolava una biblioteca, fino, negli anni in cui ero bambino, fino al Prosecco, o comunque alle terre di Conegliano e ai suoi 29 comuni, che sono quelli che io dentro di me già sentivo pieni di poesia, quando venivo a trovare Zanzotto, quando venivo a vedere la tomba dell'Onora Duse, quando mi muovevo in quest'area in cui comunque c'era, andavo a trovare, mi ricordo, Saviane a Monfumo, dei luoghi, e tutto questo era già carico di poesia. Guardavo i dipinti di Giorgione e di Tiziano e vedevo questi paesaggi. Quindi l'UNESCO ha fatto una presa d'atto, che è tutta merito nostro, vostro per la verità, cioè è tutta merito di quella operosità, di quello spirito imprenditoriale, di quell'attenzione per il lavoro che rende queste aree così fertili. E questo è l'uomo. L'uomo riesce a incidere, come è capitato a Baku, anche Baku, un paese dell'UNESCO, perché a un certo punto si è cominciato a popolare questa città dell'Azerbaigian, dove uno poteva tranquillamente non andare, di architetture italianeggianti tra il XVIII e il XX secolo. Si è creata una situazione magica o onirica che ha portato. E quindi credo che noi dobbiamo, voi dovete essere orgogliosi di avere una terra dove l'uomo è riuscito a migliorare la natura, perché questo è il compito dell'uomo. La natura si dà, Dio la crea, l'uomo ha una divinità dentro di sé che quando è un artista diventa appunto il Davide di Michelangelo, quando è una persona semplice diventa una specie di sacralità della terra, che è quella in cui l'uomo è operoso e la fa diventare produttiva. Io sono stato ieri sera, sarei venuto ospite qui, non me l'hanno detto, ma sono stato ospite nella casa di un canadese che venendo da lontano si sente ancora più italiano, che si chiama Giusti, che voi conoscete bene, il quale nel suo entusiasmo quasi infantile ha sentito la responsabilità di essere nato qui e di dover migliorare, oltre che, ma migliorarla sia rispetto al dato estetico, in fondo è quello che bisogna difendere, sia rispetto a quello produttivo, e che vivano insieme. Produzione estetica è molto difficile, perché la funzionalità spesso è appunto insostenibile. Ecco perché parlo di sostenibile, perché vorresti arrivare fino a un punto in cui puoi fare qualcosa che poi diventa incompatibile. No, qui c'è una sostanza così profonda di istinto che natura e azione produttiva degli uomini vivono insieme, portando a un grande risultato. E per questo porrei anche una seconda questione: se sia più importante l'arte o la natura. Nel testo che mi hanno mandato c'è l'idea che noi dobbiamo nobilitare questo luogo dicendo che è come un'opera d'arte, anzi piccoli borghi rurali come perle incastonate in un cameo, cosa assolutamente impossibile. La perla non si può incastonare in un cameo, si incastona magari sopra la struttura d'oro. Quindi quello che l'ha scritto, che non è detto ovviamente, ha scritto una cosa che io credo che questa natura sia infinitamente più bella sia di un cameo sia di una perla incastonata nel medesimo. Non c'è bisogno, come quando tu vedi un teatro e sembra uno scrigno, perché adesso è un teatro, perché adesso è uno scrigno. Ora c'è questa tendenza a diminuire,
il vincolo dell'UNESCO è un vincolo a una creazione di Dio, a cui l'uomo ha contribuito rendendola ancora più produttiva, dimostrando che Dio esiste. Quindi questo è il luogo benedetto da Dio e l'UNESCO se ne è accorto. E qui dice: può quindi questo paesaggio, frutto dell'ancestrale simbiosi tra uomo e natura, cosa giusta che sono da chiamata ancestrale simbiosi, essere interpretato come un'opera d'arte? No, non è un'opera d'arte, è natura, che è meglio dell'opera d'arte. Un tramonto è più bello di un dipinto di un tramonto. Quindi non c'è bisogno di nobilitare un luogo dicendo che è un'opera d'arte, basta dire che è una natura degli uomini, a cui gli uomini non hanno portato danno infierendo contro di lei. Quando voi montate una pala eolica, per quanto qualcuno possa essere favorevole, perfino Lorido Galante autorizzò ad Affi, quindi perfino voi l'avete vista, prendete dei luoghi remoti, meravigliosi, del Molise, della Puglia, e li uccidete come stuprare un bambino, una collina con una pala eolica di 150 metri, è un crimine contro l'umanità. Lì l'uomo, in nome di una energia pulita o di cos'altro inventato, ovviamente perché in gran parte sono ferme, compie un atto di distrazione. Ma qui non c'è una sola pala eolica, non perché hanno ascoltato me, perché la natura parla da solo, parla di filari di vigne, parla di coltivazione, parla di vino e di olio, parla di tutto quello che l'uomo fa in un dialogo fertile e positivo con la natura, e quindi cercando che la natura sia se stessa, anzi migliori il suo essere stesso, non diventando un'opera d'arte. L'opera d'arte ha un grande difetto, che può essere contemplata e per il mercante che la possiede essere venduta, quindi. Ma qui non c'è niente da vendere, non c'è niente da... c'è viceversa da agire, quindi nelle vostre mani è il destino di questa terra, e che essa sia quello che è, senza che rimanga né un luogo immoto. L'altra volta mi è venuto in mente che anche le tre cibe della Marmolada sono diventate, mi pare, un altro bene dell'umanità, anche lì perché lo sono, perché tu le contempli. In quello c'è un'affinità con l'opera d'arte, perché la contemplazione è propria dell'opera d'arte, ma qui c'è qualcosa di più, che è l'operosità, proprio il principio pretiliano del mondo contadino come mondo di persone che lavorano. L'artista è uno, lavora da solo. Qui l'arte, se mai fosse creata, è corale, è creata da una quantità di agricoltori, di contadini, di persone che lavorano nella produzione, che lavorano nella trasformazione. Lo fanno naturalmente sentendo che è loro responsabilità non farlo contro la natura, ma nella natura. Ed ecco il senso di questo vincolo. Per il resto non voglio neppure leggere tutte queste cose americanizzanti, la land art, già la parola land art, che è quel poveretto morto fortunatamente che si chiamava Christo, il quale fece la passerella sul lago di Iseo. Ora, sul lago di Iseo, se vi toccasse ad andare, ci sono una tale quantità di capolavori di Lorenzo Lotto, di Romanino, di Tiziano, che basterebbe andare a vedere quelli. Quello ha fatto una passerella gialla e tutto il mondo dei coglioni, perché il mondo è pieno di coglioni, è corso lì. Anche lì, che dire, va lodato il fatto che è riuscito a far esistere un luogo del mondo, gli è capitato di farlo Iseo, di cui nessuno aveva nozione. Però di fatto non c'è stato nessun beneficio né successivo né parallelo, perché nessuno poi è andato lì per andare per esempio a Trescore balneario, dove ci sono a distanza di 5 km i più belli affreschi di Lorenzo Lotto. Però anche lì è difficile, il mio giudizio è negativo rispetto alla banalità dell'impresa, ma è formidabilmente positivo rispetto al potere di comunicazione. Quindi anche lì Cristo qualcosa ha fatto. E però quel luogo c'era anche prima, e non aveva bisogno di lui. E quell'intervento è un intervento capzioso che si chiama appunto land art. Cioè io prendo una cosa, la sottolineo con una passerella gialla e quindi esiste. Prendo un monumento, lo copro, questo lo faceva Christo, e quindi so che esiste, perché i monumenti nessuno li guarda, non sai neanche a chi sono dedicati, servono per darsi, se andiamo sotto il monumento, servono per darsi appuntamento. Se tu lo impacchetti, che non è l'arte di Bagliana, quindi non fai un'opera di elaborazione della materia, ma la copri, uno si incuriosisce e dice cosa c'è lì sotto, e questo effettivamente è stata tutta la vita di questo inutile artista che in fondo io guardo con sospetto, ma che ha inteso che una gran dimensione della creatività del nostro tempo è la comunicazione. 1 milione di persone sono andate a fare una passerella sul lago di Iseo. Voleva andarci anche il presidente dell'UNESCO, che è questa giovane ragazza, ma io quel giorno non ero disponibile e non è andata. Mi ha detto se non c'è lei io non ci vado, e quindi non si può, perché non parla, è una delle poche che sono bene.
non dica. Sì, però insomma, comunque ci potevi andare. Tra l'altro abito tipo a 5 km da Iseo e io non sei andato, ragazzi intelligenti, se non ci viene Sgarbi non ci va. E quindi quella cosa però serve, perché è interessante, sono tutti elementi utili della riflessione che vengo facendo per accostare cose lontane e capire che il mondo della comunicazione ha delle sue leggi, ma la comunicazione di questo luogo è una comunicazione di integrità e integrazione fra natura e uomo, che è quella cosa che potremmo dire unica, ma non è unica solo qui, perché c'è anche nei Chianti, c'è anche in Sicilia, c'è dovunque. Qui c'è una poesia dei luoghi. Il paesaggio veneto, proprio per questo, non perché di per sé sia un'opera d'arte paragonabile, come vorrebbero qui, alla Lendata, ma perché nessun paesaggio ha ispirato ai pittori, mi riferisco a Giorgione, a Tiziano e a pochi altri che hanno, e forse a Veronese, qualcosa che un altro paesaggio, e se guardate il paesaggio umbro perugino, il paesaggio toscano pieno della Francesca, c'è qualcosa di più, come dire, delicato, di più asciutto, ma qui c'è qualcosa di sensuale, di erotico, di intenso. Quando voi guardate un quadro di Giorgione o di Tiziano sentite che solo il paesaggio veneto poteva ispirare quei capolavori, e quindi quei capolavori sono certamente opere d'arte, ma non sarebbero stati senza un'opera d'arte di Dio che è quel paesaggio che li ha ispirati. Quindi questo forse è quello che potremmo dire per tentare di corrispondere a questa nota che mi è stata data, che tende a nobilitare un luogo perché è arte. No, la natura è più importante dell'arte, e l'arte è una fattispecie della natura. E come Dio ha creato la natura, l'uomo con l'arte ha continuato quella creazione. Anzi, nell'arte c'è ancora più speranza di Dio che nella fede, perché uno che crede in Dio perché ha la fede e perché ha paura di morire. Ma l'arte crea dei beni eterni che vivono oltre la vita degli artisti che li hanno concepiti, che sono esattamente come creature di Dio. Possiamo dire che la tempesta di Giorgione, che nasce da un paesaggio veneto, si aggiunge a quello che Dio ha creato. Ecco, credo che questo sia il luogo, ecco, appunto non corrispondo, non condivido il comunicato che forse è già uscito, una grande opera d'arte collettiva mondiale, non è né collettiva né mondiale, è la natura è questo. La natura poi si diversifica per quanto Dio è infinito. Dio è così infinito che lo fa una natura umbra, una natura marchigiana, una natura veneta, una natura trentina, una natura, e ovunque una natura alsaziana, e ovunque c'è una diversità che la rende unica proprio perché si manifesta in caratteri diversi, ma quella diversità è lo spirito stesso di quei luoghi, per cui andiamo in un luogo e sentiamo quello spirito. Qui lo spirito che sentiamo è uno spirito in cui si sente chi sta lavorando la terra e si premia la sua laboriosità. Ecco, questo mi sembra l'elemento su cui è giusto che io dica, perché sono stato convinto fin da subito che dopo le Langhe e il Roero, dopo le Dolomiti, fosse giusto che l'UNESCO si spingesse fin qui, in un territorio così vasto che non ha un singolo monumento, ma ha una quantità di pulsare, di azione, di vita, di entusiasmo, di economia, anche di economia, che merita di essere perciò stesso segnalato ed essere un bene dell'umanità con beneficio di tutti. In tutto questo, quando il tesoro dell'UNESCO ci raccontava come ci siamo incrociati e che il possibile pericolo della mia presenza, che è sempre imprevedibile, sia stato subito dissipato, il tema era: perché due sindaci hanno due fasce diverse? Perché uno è autentico e l'altro no. Mi spiace. Qui c'è un sindaco non comunista e un sindaco comunista. Comunista nella testa, non perché non lo sarà neanche lui, tanto penso che è impossibile essere comunisti. Però se voi guardate tutti i film italiani, i film di Sordi, i film di Togliazzi, tutta la filmografia, e ancora prima i quadri della presentazione, dal 1861 fino al 1992, il sindaco ha la fascia di pancia. E la fascia è tale perché è di pancia. Avete mai visto un vescovo con la fascia di spalla? Il papa con la fascia di spalla? Lo smoking con la fascia di spalla? La fascia è questa. Nel 92 si alza un comunista che si chiama Bassanini, peraltro indipendente, che rifà la legge delle amministrazioni.
e una segretaria che aveva visto appena Miss Italia scrive: la fascia va portata dalla spalla al fianco, ed è nato questo equivoco. Equivoco che non dice se la spalla a destra o la spalla a sinistra sia di partenza, per cui tutti i sindaci italiani sono messi la fascia di Miss Italia. Io, che non sono un temperamento molto conformista, ho guardato un po' di foto, ho visto quei bellissimi sindaci, i sindaci mafiosi di Sicilia, tutti quei sindaci, e li ho visti con la fascia, e quindi in tutte le occasioni, oggi non era opportuno, ma l'avevo in macchina, porto la fascia di pancia, che è quella che indica un segnale che ha porto sindaco, perché nessuno lo multerebbe, nessuno direbbe, però lui finalmente sarebbe un sindaco vero, con una fascia, vedete, solenne che tiene e che dà il senso di una tradizione antica, perché dopo che sei diventato un paese dell'UNESCO non puoi andare in giro con una fascia di Miss Italia. Questo volevo dirlo affettuosamente. Però essendo io anche pro sindaco, volevo dire questa è la fascia da pro sindaco che fa i cazzi suoi, perché il pro sindaco appartiene a una categoria diversa. Detto questo, sono felice che voi siate venuti qui, sono felice che la metà di voi non portino le mascherine. Ieri ne ho vinta un'altra, dopo aver proibito l'uso della mascherina in senso improprio nel mio comune, ed essere stato ovviamente molto discusso. Ho parlato a lungo con il ministro Lamorgese, che mi ha detto fallo, non farlo, ritirala. Ho fatto una pre-locandina, una pre-ordinanza, con una locandina che vi mostro perché non mancherà di spiegarvi cosa intendevo dire, che è questa. La locandina che da ieri illustra la mia ordinanza fa vedere questa cosa. La mascherina in auto, quando siete da soli, va bene solo se avete rubato l'auto. Mi pare che chiarifichi, no? Allora, uno va in macchina da solo, poi cammina per strada con la moglie, da solo, con poi va a letto, porterà la mascherina, questo impedirebbe la fellazio, questa cosa peraltro molto gradita. Va al ristorante, deve bere il prosecco, sta 40 minuti, forse anche di più, senza mascherina, esce, si mette la prosecco e cosa che non fa. Io ho semplicemente detto, occorrerebbe che ci fosse il buon senso, perché una legge del 2005 dice invece, dopo gli attentati, che nessuno può stare in giro mascherato perché deve essere identificabile, quindi quella non è stata. Allora ho fatto diversi testi di ordinanza finché ieri scopro che l'Europa, a cui noi dovremmo guardare come modello, mi dà ragione, perché improvvisamente da Strasburgo, luogo del Parlamento europeo, arriva mascherine all'aperto. TAR di Strasburgo boccia il decreto che le imponeva in qualunque momento. È una grave violenza della libertà personale e della circolazione. Il provvedimento deve essere rimodulato dicendo dove era molto chiaro, fin da quando il 4 aprile Borrelli, capo della Nazione Civile, ha detto io non la porto perché rispetto le distanze, dove non c'è la distanza, dove c'è l'assembramento di PCM del 16 agosto, la puoi mettere. Dove sei a passeggiare con tua moglie, distante 1 metro, comunque, e soprattutto col tema delle scuole, che non c'entra con l'UNESCO, ma io ho valutato anche quello, essendo colpito dall'accusa di negazionista. Ebbene, sapete quanti bambini sono morti negli ultimi 6 mesi con il Covid? Dai 9 ai 20 anni neanche uno. Sotto i 9 anni 4. Questa è un'epidemia, questa è una catastrofe mondiale. Costringere i bambini a stare con la maschera è una cosa folle, visto che non possono contagiarsi non essendo contagiati. Teniamo il professore lontano, spesso il professore non è così